La prestigiosa e settecentesca cornice del Salone del Tiepolo di Villa Pisani, a Stra, ha accolto per festeggiare il giusto riconoscimento ai campioni veneti dello sport, nel contesto di Sport Veneto in Festa, per l'annuale appuntamento voluto dal CONI Veneto, rappresentato dai 7 delegati provinciali del CONI Point, alla presenza del sindaco di Stra, Caterina Cacciavillani, dall'assessore allo sport della regione, Corazzari, e dal presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. La premiazione degli atleti di questo Sport Veneto in Festa. 460.000 atleti veneti fanno la realtà importante di questo sport. Un grande movimento sportivo che anche quest'anno del 2017 ha avuto grandi risultati, ben 12 campioni mondiali, cioè che sono stati sul podio più alto con l'oro. Poi abbiamo avuto decine di ragazzi che a Senigallia hanno vinto e si sono fatti ben valere nelle piccole Olimpiadi Under 14, e questo connubio di persone importanti che vanno ai mondiali e di ragazzi giovani ci fanno ben sperare in uno sport veneto in festa. Però dobbiamo ricordarci che dietro di loro ci sono 140.000 volontari che lavorano, che si impegnano e in maniera al 90% volontaria. Quindi abbiamo bisogno di essere riconosciuti come valori importanti, e ricordo sempre che lo sport è cultura, che lo sport toglie i ragazzi dalla strada, dalla droga, li fa divertire, stare assieme, e credo che anche nella scuola riescono chi fa sport ad essere veramente importanti. All'insegna di una vita per lo sport, i primi riconoscimenti nel gremitissimo salone sono andati a Vittorio Cogo, ex vicepresidente della Federazione Italiana Rugby, da sempre nel mondo della palla ovale, a Gianni Testa, per 24 anni presidente della Fraglia Vela Malcesine di Verona, e a Gianfranco Vanni Padovano, per 40 anni presidente del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Sport Rotellistici. A seguire è stato premiato un pluricampione, Daniel Morandin, nel pattinaggio artistico a rotelle, diventato nuovamente campione del mondo tra i senior nella categoria solo dance a Niang, in Cina, in coppia con Anna Remondini. Veneto è una regione di sport, è una regione di sportivi. Oltre 460.000 veneti, come si diceva prima, sono tesserati in società, associazioni sportive, praticano direttamente lo sport. Ma attorno a questo meraviglioso mondo ce n'è un altro altrettanto importante, che è quello dato dal volontariato, che opera nello sport per pura passione. Rappresenta un grande valore per la nostra comunità, un valore che si diffonde su tutto il territorio, in tutti i comuni. Un elemento importantissimo per educare i nostri giovani, per trasmettere quei valori sani dello sport, ed è per questo che la Regione Veneto sostiene e vuole valorizzare lo sport veneto, una delle tante eccellenze del Veneto in Italia e nel mondo. E lo dimostrano soprattutto i risultati che arrivano tanto a livello di sport di base quanto poi a livello di sport agonistico. Per sport e solidarietà, il riconoscimento ritirato dal fratello è stato assegnato a don Andrea Giacomelli, tragicamente scomparso in un incidente stradale, per essere stato direttore dell'Ufficio Pastorale Turismo, Tempo Libero e Sport della Diocesi di Verona. Per Sport e Scuola, intitolato a Paolo Carraro, indimenticato membro di giunta del CONI Veneto e consigliere nazionale di golf, il premio è andato a Pier Giovanni Ambetti di Rovigo, ideatore del sito web dedicato alla promozione sportiva scolastica e tutor per i progetti CONI di alfabetizzazione motoria. Il premio speciale alla memoria, ritirato dalla famiglia, è stato assegnato a Stefano Danieli per essere stato presidente provinciale e regionale della Federazione Italiana di Ginnastica. L'esercito delle società sportive, che sono ben 12.000, certamente è un momento molto difficile perché mancano un po' di sponsorizzazioni, di aiuti, però loro si impegnano perché lo sport, come dico, lo vediamo molte volte in televisione, vediamo le Olimpiadi, ma per arrivare alle Olimpiadi ci vuole dietro un grande impegno, e dietro questo grande impegno ci sono queste 12.000 società che molte volte da soli, senza nessun aiuto, riescono a portare avanti lo sport per i nostri giovani. Premiazioni proseguite con gli atleti saliti sul podio a partire da Cesare I Bressan, atleta della Federazione Vela di Bassano del Grappa, campione del mondo nella classe C dei mondiali triestini. Anna Cavallaro, campionessa del mondo di volteggio a Madrid negli sport equestri. Enrico Coccato, campione del mondo ai mondiali di Budapest nel point fating.
Alba Di Silvestro, di Belluno, della Federazione Italiana Sport Invernali, campionessa del mondo nella Individual Race, Marco Galeazzo, campione del mondo nella gara a squadre nel tiro con l'arco a Città del Messico, Asia Maregotto, campionessa mondiale del 4 di coppia nel canottaggio Under 23 a Rotterdam e negli assoluti di Sarasota in America. Simone Martini, della Canottieri Padova, campione del mondo di canottaggio in Francia. Premiati anche le medaglie d'oro di Gianluca Perego nella vela, Carlotta Pra nel kickboxing, Beatrice Tornatore nella ginnastica ritmica e la Omana Reyer, campioni d'Italia nel basket maschile. Siamo sempre ai vertici perché alle spalle degli atleti c'è questo movimento veramente straordinario e importantissimo. Dobbiamo fare un ringraziamento a tutte le istituzioni sportive del Veneto che lavorano alacremente, lavorano con il sacrificio, la passione di tante persone che appunto dedicano il loro tempo e la loro opera nello sport e lo fanno trasmettendo questi valori fondamentali che noi vogliamo promuovere perché rappresentano i valori profondi della gente veneta. Infine sono stati premiati gli atleti medaglie d'oro, argento e bronzo conseguiti ai Giochi estivi di Senigallia, dove hanno presenziato 38 federazioni venete con 150 ragazzi under 14 nelle varie discipline. Un premio speciale consegnato dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle è andato anche a Ivano Sacchetto e Diego Baldan, fiduciari CONI Point di Venezia, al sindaco di Stra, Caterina Cacciavillani, a Daniele Ferra, direttore del Polo Museale del Veneto, e al segretario generale del CONI Veneto, Francesca Grana. Un riconoscimento, infine, è andato anche all'artista in collezionismo 94 per l'esposizione della pittura nello sport presentati sia a Tutti in Fiera che a Villa Pisani. Attraverso l'arte pittorica che ha visto premiate Ivana Ceresa, Nicoletta Furlan e Franca Donato Franceschi, rispettivamente prima, seconda e terza classificata. Si è conclusa la felice giornata di Sport Veneto in Festa di Villa Pisani a Stra.